Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, interviene proprio in merito alla gestione dell'AICA, affermando: è giunto il momento di dire basta all'incompetenza e alle improvvisazioni che da troppo tempo contraddistinguono la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, quella che dovrebbe essere una risorsa essenziale garantita e di qualità, cioè l'acqua, è purtroppo diventata un simbolo di disservizi cronici, inefficienze gestionali e totale disattenzione verso i cittadini. Il sindaco Cuffaro afferma: l'AICA ha dimostrato di non essere in grado di assicurare un servizio continuo, efficace e rispettoso della dignità dell'utenza. Le interruzioni frequenti, continua il primo cittadino raffadalese, la pressione insufficiente, i guasti non riparati per mese, la mancanza di comunicazione e la totale assenza di una strategia operativa stanno compromettendo la vita quotidiana di migliaia di famiglie. A ciò si aggiunge l'aggravante di tariffe elevate, ulteriormente aumentate, per far fronte di una gestione finanziariamente fallimentare. La verità è sotto gli occhi di tutti, prosegue il primo cittadino Silvio Cuffaro. Rappresenta oggi l'emblema di una gestione opaca, priva di visione, completamente scollegata dai bisogni reali del nostro territorio. Nessun investimento serio in manutenzione e ammodernamento delle reti, nessun piano industriale degno di questo nome, nessuna responsabilità assunta di fronte ai fallimenti. È necessario, continua Cuffaro, un cambio di rotta radicale. La politica non può continuare a tacere, a coprire le inefficienze, serve una svolta netta, coraggiosa e trasparente. Agrigento e la sua provincia meritano un servizio idrico moderno, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini. AICA, così come oggi, non è in grado di garantirlo, e chi continua a difendere questo modello fallimentare o a rimanere in silenzio ne è complice. Io non voglio essere. Se dovesse perdurare questo stato di cose, conclude il sindaco Cuffaro, allora è il caso che la Regione intervenga con la sostituzione dell'attuale gestione amministrativa con una gestione commissariale, conclude il primo cittadino di Raffadali Cuffaro.